Ciao a tutti, spero che state bene, che stiate bene. Oggi vi porto con me la mia routine quotidiana durante i giorni di studio. Da lunedì a venerdì seguo più o meno lo stesso ritmo, perché il mio carico accademico è abbastanza stabile e mi permette di mantenere un orario fisso. Mi sveglio alle 6:10 dopo sono già in piedi. Tra le 6:10 alle 6:40 mi preparo denti, docchia e vestiti. Poi dalle 6:40 alle 7 faccio la colazione e dalle 7 alle 7:20 mangio con calma. Alle 7:20 preparo il pranzo che ho lasciato pronto il giorno prima. Metto in borsa il computer, i batterie, le chiavi e gli auricolari e alle 7:30 esco di casa per andare alla fermata dell'autobus. Verso le 7:50 prendo il bus e arrivo all'università intorno alle 8:30. La mia mattina di studio va dalle 8:40 alle 12, poi pranzo dalle 12:10 alle 12:40 e mi riposo per un'oretta, fino alle 1:40 del pomeriggio quando vado in palestra. Dalle 2 alle 4:15 faccio pesi e dopo una docchia veloce torno all'università per studiare ancora un po'. Il lunedì, mercoledì e venerdì studio fino alle 6:30. Poi torno a casa, mangio qualcosa di leggero e dalle 8:10 alle 10:30 mi ageno a hockey. Tornato a casa verso le 11 mi faccio una doccia, metto ad asciugare le protezioni, lavo gli indumenti dell'allenamento e preparo il pranzo del giorno dopo. Verso mezzanotte pulisco la cucina, mi lavo i denti e alle 12:20 sono già a letto. Il martedì e il giovedì la giornata cambia un po'. Finisco di studiare alle 5:30, vado direttamente alla lezione di italiano che dura fino alle 7:45, poi torno a casa e faccio la parte finale della routine, ma termino tutto intorno alle 10:30. Prima di dormire faccio una breve revisione delle attività del giorno e alle 11:40 vado a letto. E niente, questa è la mia routine settimanale. Grazie.